festa, serata di gala nel cuore di Verona per il concerto di Natale, ma soprattutto per dare valore al merito e ai giovani. Serata evento con il pubblico delle grandi occasioni. Al Teatro Filarmonico Banca di Verona premia 70 giovani talenti con borse di studio per valorizzare meriti ed eccellenze. In occasione delle festività non vogliamo solo celebrare il Santo Natale con questa festa, ma anche dare un'occasione a tanti giovani della nostra provincia di vedere valorizzato l'attività che hanno svolto durante l'anno con dei premi, delle borse di studio che anche quest'anno erogheremo a una settantina di giovani. Presidente, una serata diversa per festeggiare il Natale con i soci. Questa sera è la festa dei nostri soci, è la festa della banca. Dobbiamo celebrare un anno straordinario sotto il profilo dei risultati, delle iniziative che la banca ha fatto, ma anche l'anno in cui la banca è entrata volentieri nel gruppo bancario ICREA, quindi ricorderemo anche questo. Abbiamo anche migrato i nostri sistemi informativi, quindi veramente abbiamo fatto tantissime cose quest'anno, grazie ai nostri soci. 70 borse di studio per 70 giovani studenti. Sì, sono 70 borse di studio, però poi lavoriamo molto per collegare i nostri studenti alle nostre aziende, che si sono messi a disposizione anche per degli stage, quindi questi studenti non solo raccoglieranno la borsa di studio, più meritevoli naturalmente, ma chi lo vorrà potrà anche accedere direttamente a un'esperienza aziendale, industriale, nel mondo dei servizi, insomma. Grazie ancora ai nostri soci, alle nostre imprese che lavorano con noi da tanti anni, imprese del territorio veronese che si sono distinte in campo internazionale. Spettacolo nello spettacolo, con il tradizionale concerto degli auguri tra tanta musica e tanti ospiti. Sindaco, questa sera ospite di Banca di Verona per un incontro con i cittadini e con il territorio. Sì, un incontro con i cittadini e con il territorio per una banca che è radicata con i nostri cittadini e il nostro territorio, e quindi ancora di più è un'occasione per rimarcare e sottolineare questo legame. Legame con un territorio fatto di imprenditori, fatto di cittadini, fatto di amministrazione, fatto di istituti di credito, che quanto più sono radicati sul territorio, quanto più permettono a questo territorio di crescere e di avere oggettivamente un posizionamento a livello nazionale che è assolutamente di prim'ordine. Ma i grandi protagonisti della serata sono stati proprio i giovani, diplomati con voti eccellenti in tutti gli indirizzi di studio e laureati con lauree triennali e specialistiche. Che effetto fa questa sera essere qui premiati da Banca di Verona? È una grande emozione e veramente una grandissima soddisfazione dopo tanti sforzi essere riusciti a portare a casa un grande risultato, ecco, una bella serata emozionante e sono molto felice. Ecco. Avere un riconoscimento per il merito è bellissimo e questo dà grande fiducia, dà grande spirito, anche voglia di andare avanti. Con questi riconoscimenti abbiamo una marcia in più noi giovani per andare avanti e credere nel futuro. Ecco. Cosa significa per un giovane avere una banca del territorio che onora e quindi porta avanti il merito? Grande stabilità, grande sicurezza e quindi fiducia e voglia di dare appunto questa fiducia a una banca che può sostenerci. Abbiamo bisogno di credere che c'è possibilità di creare qualcosa, e sicurezza, non precarietà ma voglia di costruire. Ecco. Abbiamo bisogno di sentire che c'è la possibilità anche di costruire.